Ci si chiede spesso se internet sia uno strumento alla portata anche delle piccole e medie imprese. La realtà è che lo è e lo è soprattutto delle piccole e medie imprese. La rete, ammesso che si abbia un collegamento a internet con un computer, mette a disposizione una vasta gamma di tecnologie abilitanti, di strumenti, per la maggior parte gratuiti, che consentono di fare business in modo nuovo. A volte si tratta di strumenti che già altri stanno usando, a volte si tratta di poterli combinare in maniera nuova, creando nuove opportunità e nuovo business. La soglia d'accesso è molto bassa, i costi sono molto limitati, il mercato potenzialmente è enorme laddove si è in grado perlomeno di parlare almeno una lingua straniera, perché la rete, internet, quello che noi abbiamo chiamato per anni e chiamiamo ancora Web 2.0, abbatte quelli che sono i limiti territoriali, geografici e consente a qualcuno che ha una buona idea di farla funzionare sul proprio territorio ma anche altrove, e questo è un dato di fatto. L'altro elemento importante è che internet come è oggi consente la collaborazione e la cooperazione di persone sparse sul territorio che si trovano a fare business pur essendo distanti tra loro, come se fossero nella stessa stanza, il che per una piccola azienda che magari non ha i soldi da investire nell'aprire dall'altra parte del mondo un ufficio oppure nel collaborare con qualcuno che ha una competenza professionale, che ne so, in India, consente a queste aziende di fare cose prima impensabili, semplicemente restando seduta con i responsabili che restano seduti nel loro ufficio. Ecco, tutte queste opportunità e altre ancora da scoprire e da capire insieme devono essere colte adesso, altrimenti si perde un treno importante, che non voglio dire che potrebbe essere l'ultimo, ma uno degli ultimi sì.